Recupero il testimone, buongiorno da Stefano Pittarello, continuiamo a parlare di politica, io mi occupo di candidati per le regionali, qui con me ho come primo ospite Andrea Colasio della lista Veneto Civico a sostegno di candidato presidente Alessandra Moretti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei non ha bisogno di presentazioni, un curriculum di tutto rispetto. Le mancava l'esperienza in Consiglio regionale? Mi mancava la figurina Panini, avremmo detto da ragazzini. Esatto, come mai? Ha deciso di candidarsi o l'hanno tirata per la giacchetta? Ma un po' le due cose. Diciamo che ho sempre ritenuto il livello di governo regionale un livello ottimale per mettere in essere politiche innovative. Ecco, diciamo che una trentina d'anni fa feci una ricerca sulle politiche culturali del Veneto e mi accorsi già allora che in realtà allora come ora manca una vera politica culturale regionale. Come dire, io ho fatto l'assessore in provincia, l'assessore di un grosso comune, il comune di Padova, ma non ho mai visto un ruolo di coordinamento strategico da parte della regione Veneto. Insomma, il grande interrogativo c'è, ma è mai esistito un governo forte, un vero e proprio assessorato alla cultura veneta? Cioè, diciamo, noi ci siamo trastullati con l'assessorato all'identità che ha distribuito soldi alle sagre di paese, cosa importante e meritoria, la fanno i comuni, ma ha senso? Forse è un modo di partire della cultura dal basso, perché se la cultura parte solo dall'alto, i grandi eventi a Venezia, assolutamente, qual è la sua idea di cultura in Veneto? Assolutamente no. Io quando vai a vedere i piani di riparto delle risorse del Veneto, accade proprio questo. Le risorse vanno laddove c'è già domanda culturale, vanno nei capoluoghi, vanno a Venezia, vanno nei centri principali. Si crea uno squilibrio tra centro e periferia. Possiamo dirlo ancora più duramente. In certi territori del nord-est c'è una sorta, tra virgolette, di deserto culturale. Ecco, la Regione Veneto avrebbe dovuto svolgere un ruolo di coordinamento strategico su alcuni grandi obiettivi comuni. Come dire, quando tu metti in rete, hai un grande progetto, non so, faccio un esempio, 2016, 400° anniversario della morte di Shakespeare. Bene, il Bardo ha scritto molte cose ambientate in città venete. È una grandissima occasione, ma come ve ne sono state altre in questi anni, ma lì ci vuole un vero assessorato, un'idea strategica, un modo per valorizzare il territorio veneto, le sue storie e mettere in rete le città. Qual è la sua idea strategica? Ma la mia idea strategica è quella di avere per ogni anno alcuni grandi temi sui quali mettere in rete governi locali, istituzioni e associazioni culturali. Come dire, la Regione Veneto dovrebbe definire una cornice strategica, ho citato Shakespeare, ma per ogni anno possiamo individuare ambiti tematici e su questo mettere in moto le energie creative, teatrali, artistiche, musicali, ma ci vuole un filone narrativo. La Regione oggi è un piccolo banco, dico piccolo a ragion veduta, è il quart'ultimo, la terz'ultima regione italiana per risorse allocate. Come dire, spendiamo poco più della Basilicata, è inimmaginabile. Una regione che è prima per flussi turistici con 60 milioni di arrivi è la sesta meta europea per valorizzazione turistica. Quindi la coperta non è corta, perché si dice sempre la coperta è corta, bisogna far confluire le risorse alla sanità e al sociale, c'è spazio anche per la cultura? Sicuramente ci sono stati anni di vacche grasse e diciamo, ahimè, la coperta era sempre corta. Oggi siamo in periodo di vacche magre, è giusto che la coperta sia corta, ma ci vuole un progetto. Cioè, vi dico una cosa di più, l'impianto normativo della Regione Veneto, sapete cosa data? 1984, ma c'era Gorbaciov, c'era l'impero sovietico, come dire, abbiamo un impianto normativo ancora di vecchio stampo consociativo che non tiene conto di come è cambiata la realtà veneta. Il Veneto produce cultura, pensiamo al distretto dell'audiovisivo, pensiamo a tutte le grandi potenzialità, le location. Cinema, teatro. Ma certo, io quando ero in Parlamento feci la legge sul tax credit, che vuol dire che permette,
diamo la possibilità alle imprese venete di defiscalizzare il contributo che fanno. Quindi accetta la partecipazione del privato in questo suo piano culturale, quindi in Regione bisogna fare le nuove leggi. Assolutamente, va rivisto l'impianto normativo, va aperto ai privati, ma va aperto anche non solo alle grandi, io rispetto la Fenice, rispetto l'Arena, l'orchestra del Veneto, le grandi istituzioni culturali. E il Teatro Stabile del Veneto che diventa Teatro Nazionale, una buona o una cattiva cosa? È una buonissima cosa. Però le compagnie piccole dicono così saremo noi penalizzati. Ma guardate che paradossalmente, per chi conosce il modo in cui sono oggi distribuite le risorse del FUS, è anni che il Veneto è penalizzato per un motivo semplicissimo: è l'unica regione italiana, forse al mondo, che ha due istituzioni liriche, come dire, solo il Veneto ha due istituzioni, quindi assorbono circa 20 milioni d'euro. È evidente che il piccolo medio mondo del teatro, la grande creatività è penalizzata. È proprio per questo che, a fronte di un FUS nazionale che premia le principali istituzioni, quindi la Biennale, la Fenice e l'Arena, è evidente che ci sarebbe stata la necessità di una regione che colmava il vuoto nei piccoli e medi centri. C'è anche un problema, perché il tempo scorre rapidamente. Si parla di cultura e la possibilità dell'espressione di giovani talenti nelle variegate arti. Penso alla Biennale, però la Biennale, si potrebbe fare una Biennale, anzi un annuale in chiave veneta? Per dare spazio ai giovani talenti. La Biennale d'arte triveneta esisteva negli anni '20. A Padova, la BAT si chiamava, ebbe anche momenti molto alti, poi decadde. Si può riproporre, perché siamo in chiusura? Secondo me non si può riproporre, ma bisogna creare nuove opportunità per dare spazio ai giovani artisti. Come dire, abbiamo un Veneto molto ossificato in istituzioni importanti ma molto tradizionali. Quello che è mancato è la capacità di aprire le politiche culturali venete all'innovazione e alla creatività artistica. Con la cultura oggi si può mangiare? Ma si è sempre mangiato. Cioè, però per anni si è sempre detto che non si poteva mangiare. Sì, ma sono sciocchezze. Cultura e turismo rappresentano il 15% del PIL italiano. Pensate che l'unica voce attiva è il turismo culturale. Come dire, si tratta di investire non in chiacchiere, ma in qualcosa che produce ricchezza e nuovo modo di fare impresa, anche ecosostenibile tra l'altro. Il Veneto ha 1000 opportunità di crescere in questo settore. Ringrazio Andrea Colasio, stacchetto pubblicitario, altri candidati sempre a favore di Alessandra Moretti. A tra pochissimo, grazie.